A Merlara continua la triste conta dei decessi per coronavirus nella casa di riposo Pietro e Santa Scarmignan. Da giorni focolaio di contagi. Nella notte sono mancate altre 2 persone anziane, dopo un giorno senza nuove vittime che aveva fatto intravedere uno spiraglio di luce, subito annullato dalle nuove tragiche notizie. Stamattina ho la notizia di altri 2 decessi, per cui siamo arrivati a 14. Sono morti questa notte in struttura. Attualmente non ho ancora il nome, appena mi arriveranno più dettagli, allora darò le informazioni corrette. È una lenta agonia. Ieri abbiamo fatto un sospiro di sollievo perché non c'era alcun deceduto, ma oggi di nuovo la morte nel cuore perché altre 2 persone se ne sono andate. La situazione è drammatica nella casa per anziani, dove il personale affronta ogni giorno la morte cercando di portare una carezza, un po' di serenità a chi non ha le forze per combattere il virus. È difficile ipotizzare, hanno tutti una certa età e quando c'è qualche caso che si aggrava, i medici di base che sono all'interno della struttura ormai tutto questo tempo e fortunatamente sono negativi, valutano se andare all'ospedale e vanno all'ospedale, l'ospedale valuta anche loro se sono se hanno buone speranze, li tengono, altrimenti se valutano una situazione troppo disastrosa le rimandano in struttura e vengono a finire i loro giorni in struttura ancora tra volti amici e persone che da anni li accudiscono e che sono capaci anche di un sorriso prima dell'ultimo saluto. Anche il sindaco è risultato positivo al coronavirus, ma le sue condizioni sono buone. Posso essere fortunata perché non ho ancora avuto la febbre finora, tanta tosse, mal di schiena e qualche altro piccolo disturbo, ma non febbre. Questo mi fa ben sperare, insomma, ecco, di farsela senza gravi conseguenze.